conduzione, campagne marketing e pubblicità mirata per la tua azienda, soluzioni web, spot, audio e video, format radio, TV e web personalizzati per ogni esigenza di vendita e altri servizi di comunicazione. www.fpbproduction.it. Cercaci su tutti i social network. FPB Production. Per la propria azienda c'è chi spende e chi si espande. Chocolat, pasticceria, gelateria artigianale. Chocolat, con i suoi panettoni, colombe, tette della monaca e strepitosi semifreddi. Chocolat è anche buffet da sport. Chocolat, in via Principessa Yolanda 6, a San Michele Salentino. 327 36 52 170. Seguici sui social network. Chocolat, il gusto che ti avvolge. Fioridea, musica per i tuoi occhi a San Michele Salentino. Ringraziando ancora i nostri sponsor, adesso inizia una nuova puntata. Adesso mi sono anche alleggerito perché è arrivato il momento di presentare la nuova puntata della vetrina di Valentina. Buonasera. Buonasera a tutti. Fabrizio, di qualcosa perché mi sa che non ti sento. Com'è che non mi senti? C'è la musica, non stavo parlando. La musica non l'ho sentita, diavolo, non ho sentito la musica di presentazione. Com'è possibile questa cosa? Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Allora, come stiamo? Tutto a posto? Sì, puntualmente in ritardo, cara Valentina, noi siamo sempre come dire, adesso mi sono anche alleggerito. Salutiamo anche il nostro Nook che ci ha fatto compagnia e ha parlato ovviamente della sua... Iniziamo bene, cazzo. Iniziamo bene. Allora, nuova puntata della vetrina di Valentina, sempre più aggressiva. Allora, iniziamo da adesso. Allora dovrei controllare una cosa perché vorrei vedere, io non lo faccio in sento le diretta. music, sappilo, Io Esatto, non sento è proprio quello niente. allora volevo capire un attimino se si sente, quindi vediamo un attimino, facciamo in diretta, dai, che ce ne frega. Facciamo in diretta, ma allora. sì, ma tanto noi siamo quelli ale, insomma. Che ce ne frega. Vabbè, no, Fabrizio, aspetta, intanto non mi chiedi come mai ho questi occhiali così colorati? Certo, Valentina, era la prima domanda che volevo farti. Che cazzo ti sei messa? Guarda, Fabrizio, ho deciso che siccome questa è stata una giornata uggiosa e un po' pesante per tutti, di regalarmi un punto di vista a colori. E allora mi sono messa questi occhiauli molto molto fighi, devo dire la verità. Adesso dimmi se senti la musica. Arriva? If you wanna be my love, certo che arriva. Adesso eccola. sì, Allora, Pivi, come stiamo? Ho seguito tutta l'intervista a Nook, ti devo dire, tesoro mio, di questo tipo di ospiti, perché ci fanno un sacco piacere. Ci ha promesso che farà la sigla, l'hai ascoltato, l'hai sentito? Certo perché che eri già nei backstage, eri già nei backstage di matto proprio. Già c'ho in mente due o tre cose che potrebbero essere da regina forever in the world proprio. Allora regina ragazzi, forever in the world. Partiamo da una cosa, allora facciamo una cosa. Vediamo, lo facciamo in questa maniera. Allora, aspetta, visto che allora, cara Valentina,
settimana scorsa avevamo fatto una nuova scommessa che prevedeva il numero di 300 like. L'hai sparata troppo, l'altra l'hai sparata. Certo, l'ho fatta apposta. Entro mezzogiorno di oggi, in modo che io potessi indossare una parrucca in diretta. Ringraziando il cielo non ce l'abbiamo fatta perché sto sudando già di mio, e quindi Valentina, per te, il Grande Fratello finisce qui. Va bene, grazie Mario, grazie a tutti, a voi della casa, io vi saluto, ciao. Arrivederci. Ma no, ma ti pare che ti abbandono così? Come posso abbandonarti così? Comunque ci tengo a precisare che questa scommessa è stata fatta proprio per non vincerla, nel senso che ovviamente 300 like erano tanti. Vuol dire che ho voluto mantenere la tua dignità di uomo, nel senso che ti ho immaginato un attimo con la parrucca e ho pensato che saresti stato shock, proprio shock, capisci? E allora ho detto vabbè, ma la spariamo alta, anche perché io rischio, te l'ho già detto, io rischio sempre e porto avanti queste cose, tu invece ti nascondi dietro il microfono. Non mi nascondo, non mi nascondo. No, ma stai zitto, ma per favore, per favore. Ok, allora, dopo che mi hai ridicolizzato, ovviamente, perché tu morivi dalla voglia di dire che avevo perso questa scommessaccia, potremmo anche acchettarne un'altra così d'amblè, Guarda, io in questo periodo preferirei stare tranquillo. Sul destro, sullo sinistro, profilo migliore. Allora, attenzione. Extraterrestri, portami via. Casomai la gente pensa che l'extraterrestre sia andato via, ma noi invece rimaniamo qui. Ce l'abbiamo tutto. Allora, oggi è una puntata particolare perché è arrivato il momento di parlare anche di, come dire, donne? Parliamo di donne, di uomini, parliamo di tutti. Parliamo anche di vanitosità, parliamo di qualcosa. Certo. Parliamo di vanitosità. Allora, innanzitutto volevo dirvi che per oggi, solo per voi, ci sarà un'inviata molto particolare che spacca. Diciamo che fondamentalmente è secondo me il top del top nelle spiegazioni di cosmesi in questo periodo su Facebook, ma non sono assolutamente di parte perché io non la conosco. Pibi lo sai benissimo, è un'estranea totale che però seguiamo, non la conosciamo, però lei diciamo che è come se fosse un ologramma che apparirà volta per volta. C'è la nostra inviata che in questo momento si trova a molti chilometri di distanza da noi. Certo, voi perché risiede anche via fuori. Comunque è una persona che vi assicuro noi non conosciamo, cioè non abbiamo legami di qualsiasi tipo, l'abbiamo vista su Facebook e abbiamo detto perché no? Perché no? Ma perché no? Ma perché questa cosa? Questo era comunque la conclusione di un discorso, nel senso che oggi, signori e signori, è venuto il momento di dire la verità a tutti voi. Io, Valentina, faccio la rappresentante della Yves Rocher. Infatti, se potete notare, il mio sguardo, che è molto più accentuato del solito. Aspetta che... Extraterrestri, portami via. Ah, ce lo siamo tolto, ragazzi. Ciao! Fabrizio, purtroppo tu non puoi utilizzare questo mascara, anche se secondo me ti starebbe benissimo, perché è un mascara che si adatta perfettamente anche a chi ha gli occhi delicati o usa le lenti a contatto, quindi potresti decidere di mettere le lenti a contatto per dare maggior risalto al tuo sguardo. E come farlo, Fabrizio? Come farlo? Usando la rivoluzione del mascara. La rivoluzione del mascara. Quindi il mascara Intense di Metamorphose dell'Yves Rocher. Questo mascara ha una particolarità, Fabrizio, è un mascara che, a parte di avere il carbone vegetale che dà uno sguardo più intenso, molto più wow,
ha anche questa proprietà dell'attivo vegetale dell'olio di ricino che nutre le ciglia mentre tu lo metti, quindi c'hai la doppia azione. Inoltre waterproof, io l'ho scelto waterproof perché siccome sono una persona instabile, quindi rido piango a rota, era il caso di scegliere un mascara che non andasse via durante le mie crisi isteriche da donna e mamma. Quindi isteriche, proprio isteriche da donna e mamma. Quindi ragazzi, io ve lo volevo rivolto alle donne, ma anche agli uomini all'ascolto del nostro aspetta che dalla regia mi arrivano messaggi patatinosi. Anch'io voglio le patatine. Messaggio rivolto a tutte le donne e gli uomini vanitosi all'ascolto. L'angolo di Valentina da oggi diventa anche una vetrina di vanitosità e di prodotti ovviamente marchiati Yves Rocher. E quindi adesso che lei parla, mentre lei parla, io vi linko i suoi profili, così gli rompete anche il cazzo per altri motivi, oltre che per comunque, scusatemi, vi volevo dire che io ho aggiunto 2 nuovi follower a TikTok in questa settimana. Where su TikTok, quindi sto diventando una celebrità, sono a 123, ragazzi. Mica caramelle. Direbbe il buon Pipi di qualche anno fa in qualche altro programma. Già, in qualche altro programma in cui non c'era la regina suprema a mostrare la sua magnificenza, insomma. Comunque vi volevo dire, ragazzi, una cosa importantissima, che adesso vi farò un breve mini super ultra tutorial su come si mette benissimo il mascara. Vai, allora, io come la tua pagina TikTok, anzi ti metto in schermo intero, guarda, ti metto in schermo intero. Sì, bravissimo, tanto sono 5 secondi e non di più, poi rivoglio il tuo bel faccino qui sorridente insieme a noi, così vai a prendere le patatine. Allora ragazzi, come si mette il mascara? Il mascara si mette in questo modo: si prende il mascara, metamorfoso, bellissimo, nuovissimo, si apre, si scarica il prodotto in eccesso. Dovete notare lo scovolino che ha forma di clessidra e quindi riesce a stendere meglio il prodotto. Prima però di avvicinarvi alle ciglia dovete agitare lo scovolino col prodotto sopra. Allora, io oggi lo agiterò tipo discoteca. Unz, tunz, tunz, tara, unz, 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 tara. Poi voi magari mi dite quanti altri modi conoscete, no? No, grazie, abbiamo fatto tanto. Dopodiché avvicinate il mascara alle ciglia e con un movimento molto zig-zag lo mettete per dare intensità al vostro sguardo. Ovviamente io io sento il ritorno della mia voce, Pipi. Una colonna sonora abbastanza idonea al momento. Ma io ho fatto, Continua, ti sto guardando. Ho fatto, quindi ragazzi, se volete... Devo solo cercare di capire una cosa, che sto cercando. Però io sento tutto quello che fai e sento anche la mia voce. Sì. Quindi comunque ragazzi, se avete esigenza di un mascara che vi fa sentire ancora più belle e ancora più aggressive con lo sguardo, contattatemi e io lo ordinerò per voi. Per voi. Allora, Ho fatto la vetrina di Valentina, si chiude così. Oh ragazzi, io c'ho... Guarda carina le mie cuffie. Mie. Ti rimetto, Flem, dai, su, Piggy, dai, su. Quindi detto questo, io continuo a sentire il ritorno della mia voce, questa cosa mi irrita. E volevamo con Piggy, che adesso comparirà magicamente fra 3, 2, 1. Eccolo qui. Volevamo darvi appunto questo scoop di questa consigliera di bellezza, molto brava, molto in gamba, che si è prestata, no? Bibi? che noi non conosciamo. No, assolutamente. Che si è prestata a darci dei consigli per l'idratazione del viso, la skin care quotidiana. Ciao Vali! Eccola. Valeria, ragazza che mi ha fatto il ciuffo viola, Allora. Che non ha ancora cambiato colore. L'ho beccata proprio insieme, non ha ancora cambiato colore. Sono troppo forte. Il prossimo rosa, ragazzi, perché viola si vede o non si vede, rosa invece
Stronger. Allora, quando vuoi, io faccio segno alla regia e mi manda in onda. Allora li faccio la presentazione che merita? Vai. Signori e signori, buonasera. Solo per Aspetta che metto la voi. musica. Vai. Signore e signori, buonasera. Solo per voi, stasera, sulla rottina di Valentina, in diretta da casa sua, abbiamo il collegamento con la bravissima consigliera di bellezza, Raffaella Bellucci. Prego. Scritto e mi hanno chiesto, ma Raffaella, quali sono i prodotti per una skincare essenziale? Bugia, non me l'ha chiesto nessuno, però io ve lo voglio dire lo stesso, perché da quando mi sono avvicinata al mondo Yves Rocher ho deciso che è importante capire che cosa propongo alle persone. Non posso proporre così alla papara, ecco, per intenderci. Quindi quest'oggi ho esigenza di parlarvi della nostra skincare essential, ok? Essenziale. Cos'è che dovete avere per evitare un invecchiamento precoce della pelle, per fare una buona pulizia del viso, per rimuovere le cellule morte? Insomma, qual è il soffritto della nostra skincare? Cioè, lo sapete, ragazzi, il soffritto è la base proprio della cucina. Ecco, immaginate che il soffritto della nostra idratazione, quindi della nostra skincare, sia innanzitutto uno struccante, poi un detergente e poi un tonico. Continuiamo con il siero e chiudiamo con la crema e contorno occhi. Allora, struccante, la sera vi dovete struccare. Io mi trovo benissimo con l'olio a 9,95 € della Sensitive, perché riesco a struccare e a portare via benissimo il trucco waterproof, e poi a un prezzo così dura tantissimo ed è veramente, lascia la pelle morbidissima. Quindi che faccio? Massaggio, sciacquo quello e poi che cosa vado a fare? Questi prodotti, gli struccanti, nascono per essere poi risciacquati, quindi io avrò un detergente apposito per il mio viso, quindi dedicato alla mia pelle, se ho una pelle normale, se ho una pelle mista, se ho una pelle acneica, se ho una pelle un po' avanti con l'età. Comunque dobbiamo scegliere il nostro idratante, quello che ci aiuta a rimuovere anche i resti, cioè quello che resta del trucco e soprattutto quello che resta del nostro struccante. Una volta scelto il prodotto giusto, quest'oggi vi parlo della linea Hydra Vegetal, è la linea blu, è adatto molto alle pelli da normali a miste e da normali a secche, e diciamo io lo consiglio molto alle pelli giovani, per chi non è molto giovane e per chi diciamo ha altro tipo di esigenze è meglio che ci spostiamo su un'altra linea della quale vi parlerò in settimana. Comunque partiamo dalla Hydra Vegetal, pelli da normali a miste. In questo album abbiamo l'opportunità di avere a 9,95 € il detergente e l'acqua micellare, che sono fondamentali per le pelli che diciamo non usano molto trucco, sono pelli giovani, non hanno grossi particolari problemi di rughe, ok? Quindi ci strucchiamo, detergiamo il nostro viso e andiamo a chiudere o con l'acqua micellare o con il tonico. Il tonico non si beve, non è gin tonic. Il tonico a che cosa serve? Parecchi lo escludono, invece no, è una perfetta chiusura per la nostra detersione, perché innanzitutto va a rimuovere addirittura i metalli pesanti che ci sono nell'acqua. Oppure prepara la pelle a ricevere il siero e la crema, e soprattutto, quindi fa tutto questo il tonico, e soprattutto reidrata la pelle, la equilibra, cioè aiuta a riequilibrare il pH della pelle, e quindi proprio è non lo so, è la poltrona del siero e della crema e del contorno occhi. Quindi ragazze, scegliete i prodotti giusti, perché se scegliete i prodotti sbagliati fate un casino e basta. Quindi innanzitutto l'essenziale qual è?
sapere che tipo di pelle abbiamo, quale tipo di problema abbiamo sulla nostra pelle. Ok? Io ad esempio ho una pelle che è tendenzialmente grassa, da mista a grassa, quindi quello che vado a fare dopo essermi struccata è detergere il mio viso con il detergente della linea Sebo, che serve per chi ha tendenzialmente problemi di pelle grassa, non di pelle acneica. Per la pelle acneica c'è la Sebo Pure. Però andiamo con calma, cioè se no vi fornisco elementi, troppi elementi, questo video sta già durando troppissimo ed è un disastro. Quindi è importante avere per una skincare quotidiana, in questo caso andiamo a vedere l'Hydra Vegetal Gel Detergente, quindi io detergo anche la mattina, l'acqua micellare o il tonico, e poi, visto che ci vuole tanto bene i brochet, che cosa andiamo a fare? Ci ha proposto dei volantini fantastici nei quali troviamo il siero sempre dell'Hydra Vegetal, la crema Hydra Vegetal e in più c'è il guantino struccante, tutto a 14,95 €, solo il guantino viene 9,95 €, cioè non mi dite che non ci vuole bene. Ciao baby, alla prossima. Allora, non è stata te l'avevo... esaustiva proprio. Esauche? Stiva. La Raffaella Bellucci è la meglio del top, secondo me, però vi ripeto, l'abbiamo trovata sul web. Non l'avevo messa prima, ma ci va, scusami, adesso ci va. Mai come adesso, mai più che ora più che mai, la nostra regina suprema. Certo, cari, certo, come posso non ringraziarvi della vostra presenza? Inchinatevi, popolo, inchinati Fabrizio, inchinati. Fai vedere la zella, bravo. Certo che, voglio dire, con la parrucca avrebbe avuto tutto un altro sapore. Arriveremo. Oh, ma quando è carnevale, Pibi? Martedì prossimo. No, fa due martedì. Fra due martedì? Lo sai che non ricordo, l'avevo visto. Adesso Il 16, forse martedì prossimo. Allora, gente, adesso che Fabrizio è distratto, vi volevo dire una cosa. Perché non ci consigliate in che modo possiamo truccarci durante la giornata di martedì prossimo? Io e il Pibi, visto che sto guardando, ma ti sto ascoltando, però. Pensavo non riuscissi a fare due cose insieme, perché per quello siamo bravi. Sì, è martedì prossimo. È martedì prossimo. Ragazzi, dai, consigliateci un trucco face carino da mostrarvi durante la diretta. Tu si face. Vabbè, vuoi vestirti tutto totale globale? All inclusive? E non poteva mancare il movimento Takadash. Mettiti l'occhiale da sole, Valentina. Sulle mani signorina. Giovanotto, non fare lo spiritoso, scendi i piedi dallo schienale, che cazzo significa non lo so. Comunque, sulle mani signorina, ragazzo al posto tuo, sulle mani, Takadash. Se non è sposo ora, il piccino non sposerà mai più. Basta, spegni, mi viene da vomitare, per favore. Ok, quindi tornando ragazzi, torniamo seri per tutte le info, chiarimenti e ordini potete scrivere alla nostra Valentina De Francesco, cercatela su Facebook, cercate là e potete avere tutti i chiarimenti e ovviamente tutto quello che di cui avete bisogno con la nostra Valentina. Allora c'era un altro comunque ragazzi vi volevo rassicurare, non è che parleremo soltanto di pizze e fichi o di prodotti Brochet, lasceremo anche domenica cosa? Domenica non lo so. Che ne so. Carnevale forse domenica, domenica è la pentolaccia, quindi martedì è martedì grasso, esatto. Ok, quindi pensiamo a qualcosa per martedì grasso, dai, rendiamolo una puntata festiosa martedì prossimo. Festiche? Iosa, festiosa, piccola donna rossa. Oh, ma sta arrivando il freddo dalla Russia, lo sai? Meno 10 gradi, Pipi. Come facciamo a sopravvivere a un freddo del genere?
Aspetta che mi è uscito l'intercalare un po' egiziano adesso, che non c'entra niente. Da piccolo uomo rosso. L'inno russo. Caro popolo italiano, voi non sapete, ma noi stiamo arrivando con nostro gelo, con nostro vodka, con nostro caviale. Allora voi dovete chiudere voi stessi in casine a meno 10 gradi, bere vodka e mangiare caviale. Offerto da PB, ovviamente. Questo, Ragazzi. questo invece che inno è? Mamma mia, che ansia che mi deve venire. Se sbagli fai una figura di merda allucinante, te l'ho detta. Me lo fai sentire un po', sì? Che c'ho l'ansia della prestazione. Guarda l'occhio, non puoi sbagliare, non puoi sbagliare. Lo sapevo poi, besi, vedi, lo conoscevo più o meno. Non lo so, dai, passamene un altro, possibilmente. Dai, facciamo un altro più inno. semplice. Ti prego, No, scusa, Bibi. ho proprio la cartella, perché così si sente male, no? Ho proprio la cartella degli inni. Degli inni? Facciamo così. Allora, vediamo se non. Allora, adesso facciamo un pipì quiz improvvisato. Dovete indovinare. Oh mio Dio. Dovete indovinare questo inno. Forza. Il primo che indovina o la prima che indovina si porta a casa un pegno. Dobbiamo fare una cosa molto importante. Molto importante. Che lo facciamo a sorpresa. Allora, siccome io amo veramente le cose improvvisate, cioè proprio queste cose non le faccio da tanto tempo. Perché si pensava, no? Ho detto che sicuramente Fabrizio si sarà dimenticato, ma io non lo faccio mai. Allora, io ti dico solo una cosa: sei in diretta, non ti ho avvisato, ho voluto farla in maniera molto improvvisata, quindi se devi dire parolacce, dirle tutte una volta, così poi magari ci togliamo tutti gli impicci e andiamo avanti. Allora, innanzitutto voglio dire il motivo della chiamata sono due, anzi tre. Ok. Uno perché innanzitutto lo presentiamo, ok? Abbiamo al telefono Giampiero Ligorio, va bene? E voi direte, anzi no, sai che come direbbe il nostro Renzi, ecco, è una cosa shock. Allora, lo chiamiamo per tre motivi. Uno, perché volevo rompergli i coglioni in diretta, primo. Seconda cosa, volevo ringraziarlo perché Giampiero Ligorio, nonché Fioridea di San Michele Salentino, è uno dei nostri sponsor e quindi ci scatta l'applauso, e ci scatta anche un'altra cosa. E l'altro motivo è, aspetta che qua è tutto programmato, il motivo principale è che oggi, che è il 9 di febbraio, aspetta, non ti muovere, è anche il suo compleanno. Ma vado a rimanere senza parole. Tanti auguri Giampiero, tu non la Grazie. puoi ascoltare, ma in sottofondo c'è tanti auguri a te, quindi perché ovviamente nel telefono non riusciamo a entrare, perché oddio, se ci aspetti 2 secondi ci entra pure nel telefono. Comunque, due motivi principali. Presentiamo la nostra terza azienda che è entrata a far parte di questa grande famiglia che è ovviamente la famiglia Nova Network. L'azienda di cui parliamo è Fioridea a San Michele Salentino. Ovviamente non so se in questi giorni, da ieri già è andato lo spot è andato a ruba, perché spero vi sia piaciuto lo spot, perché è veramente musica per i vostri occhi. Giampiero, di cosa parla la tua azienda in 30 secondi? Allora, la mia azienda si occupa di vendita al dettaglio di fiori e piante e articoli da regalo.
Siamo rivenditori autorizzati Yankee Candle e stiamo riempendo il negozio di tanti cuori per San Valentino. È quello che ti volevo adesso che è chiedere. periodo. Allora, per chi non avesse capito, già da sabato, quando sarà possibile, perché San Valentino è domenica, se non faccio... Quindi da venerdì pomeriggio / sabato mattina. Dobbiamo vedere un attimo gli ultimi dettagli. Comunque il negozio sarà pieno di cuori, ecco, mettiamola sotto questo aspetto. Pieno di cuori, aspetta che ti metto anche in sovrimpressa al telefono Giampiero Ligorio Fioridea. Allora, ovviamente il messaggio è rivolto a tutti gli innamorati presso Fioridea San Michele Salentino in via Ettore Tagliaferro, un'azienda che di famiglia esiste da più di 30 anni, però la Fioridea è un'azienda molto giovane, fatta da giovani, da due fratelli ovviamente, che saluto, e decisione presa in un periodo abbastanza difficile, una decisione coraggiosa che ovviamente sta avendo i suoi risultati, e questo va dato, te ne va dato atto, caro Giampiero. Ricordiamo Fioridea a San Michele Salentino in via Ettore Tagliaferro, praticamente nei pressi di Piazza Marconi. Da venerdì, per tutti gli innamorati, ricordatevi che ci saranno, come dire, palloni, qualcosa di... Sì, palloncini a forma di cuore che voleranno nel negozio, ovviamente da legare a mazzi, composizioni floreali e tutto il resto. Ok, allora io lo sai che le cose mie sono sempre improvvisate e quindi ti devi far adattare. Ti devi adattare a quello che ovviamente con il Pipi non si sa mai. Grazie Giampiero, tanti auguri, e seguite anche Fioridea su Instagram, su Facebook, dappertutto. Ciao Giampiero, tanti auguri ancora. Voi, grazie. Allora, era il nostro Vale, mi senti? Vale, perché ti sei tolta il microfono da sola, Vale, devi riattivarlo. Ti sei mutata da sola, Vale. Giusto cielo, stavo per dire una cosa interessantissima. Volevo dirvi, uomo, per San Valentino non farti fare il mazzo dalla tua donna perché ti sei dimenticato che è una festa speciale. Fagli tu un bel mazzo. Vai da Fioridea a San Michele Salentino e chiedi a Giampiero di stupire la tua donna con un dono floreale magico. Fai il mazzo e non farti fare il mazzo. Potrebbe essere uno slogan allettantissimo questo, Pibi? Molto allettanto. Aspetta che ho beccato un altro, uno degli ultimi TikTok che hai fatto, e adesso li metto anche in sovraimpressione. Allora, sì, quello della risposta che è dentro di te, certo, quello è carino in effetti, però ragazzi voglio dire, eccoci qua, dove lo metti? E nei commenti ovviamente. Ah, brevissimo. Va bene, Pipi, ascoltami, io sono contenta di averti visto oggi, però vorrei continuare a dire che senza la Don io mi sento trista, e che comunque fare queste dirette a distanza è abbastanza triste, quindi mi auguro che prima o poi riusciremo a ristare uno in front of l'altro, quello che si spera. Perché così almeno posso allungare le mani e menarti, insomma, la base del discorso è quella, no? Ti posso tirare i capelli. Diciamo che quello è quello che ti manca veramente. Certo, mi manca trattarti male face to face, ragazzo, perché qui non si può andare avanti. Allora, riprendiamo le redini del gioco in mano. Questa puntata è stata una puntata abbastanza particolare per tanti motivi. Io anche perché stiamo sperimentando diverse piattaforme affinché arrivi il messaggio che deve arrivare in una maniera qualitativamente parlando perfetta. Quantitativamente perfetta. E vi voglio ricordare a tutti coloro che ovviamente a quest'ora stanno cenando, come la nostra Rosetta che ha scritto "Noi andiamo a cena, addio". Attenzione, è stata Raffaella che ha scritto "Noi ceniamo, addio". Ciao Raffaella.
Ciao Raffaella, salutiamola. Sì, ciao Raffaella. Ciao Raffaella. Ha lo stesso nome di quella ragazza che ha scritto prima, Sarà un caso? Sì, no, ma fra l'altro vi volevo dire che se avete bisogno di ordini al centro, potete anche contattare la sovraimpressa, insomma, la sovraimpressa. Allora, Sì, la tutti gli sovraimpressa. amici che vanno dal centro-nord d'Italia, abbiamo anche, per quegli ordini che avete visto, avete appunto la nostra Raffaella, potete contattarla al nome e cognome dove vedete solo Dove che... c'è la dislessia che inizia a mangiarmi, vedi? Sarà la fame, Bibi, sarà la fame. Dai, adesso ti lascio libero di andare a mangiare le patatine, bastardo, io non ce le ho le patatine in casa. Siamo finite. Allora, noi per oggi abbiamo concluso anche quest'altra puntata del Ne parliamo dopo il 18. Oggi abbiamo, anche se siamo entrati in ritardo, siamo comunque perfettamente in ritardo. Sì, siamo rimasti in orario, sì, nel nostro ritardosissimo orario, perfetto. Ci mancherà. Allora, andiamo per ordine. Ringraziamo il nostro Francesco Nuc, all'anagrafe Francesco Nuc, nome d'arte, seguitelo su tutti i social, Instagram, Facebook. Io l'ho già richiesto su Facebook l'amicizia, sallo. La sua musica la potete ascoltarla su Spotify, su YouTube, dappertutto. Le sue produzioni sono veramente all'ordine del giorno, proprio è come va via come il pane, per non dire qualcos'altro, perché potrei essere sembrare male. Allora, salutiamo il nostro Nuc. Noi ovviamente ci ringraziamo ovviamente anche la nostra Valentina, sempre presente. Ringraziamo per le sue, come dire, le sue inventive. Settimana prossima è Carnevale, qualcosa la inventeremo, non vi preoccupate. Certo. Voi suggerite ragazzi, suggerite. Luca ha promesso che ci farà anche le sigle. Questa puntata, come tutte le altre, andrà su YouTube, ovviamente sul canale di Nova Network. Continuate a seguire su tutte le piattaforme, ragazzi. Nova Network è dappertutto: Instagram, Twitter, YouTube, dappertutto, Twitter, Twitch, LinkedIn, dappertutto. Da oggi la vetrina di Valentina è anche a vostra disposizione per le consulenze, come dire, estetiche dei prodotti che abbiamo visto poco fa, ma non solo. Quindi potete contattare la nostra Valentina anche su Facebook, tanto vi risponderà, affinché voi possiate le info e tutti i chiarimenti in merito a quello che avete visto. Da parte dello zio Pipi credo sia tutto. Valentina saluta tutti coloro che ci hanno visto. Sì, io volevo soltanto lasciarvi col mio solito messaggio di speranza. Ragazzi, ricordatevi di rubarvi un attimo per voi ogni giorno e regalarvi un sorriso, perché è importantissimo in questo periodo riuscire a sorridere un po'. Se non ci riuscite, poi andate sulla mia pagina, ci sono un sacco di video cretini e a quanto pare stanno riscuotendo anche un medio successo a livello di allegria proprio. Quindi per favore non perdete il sorriso, che è l'unica cosa che ci è rimasta anche sotto la mascherina, che ci può far stare bene, va bene? Detto questo, anch'io vi auguro una buona serata a tutti e non vedo l'ora che sia martedì prossimo per vedere in che modo ci conceremo. Ciao Pibi! E allora liquidiamo la nostra Valentina, salutiamola. Adesso mi prendo la scena, flemme. Allora ragazzi, io ringrazio nuovamente la nostra regina suprema, la nostra Valentina, che finalmente adesso può fare le faccine, tanto non la quadriamo. Se fa una faccina brutta la inquadro al volo. Non ce l'ho fatta. E quindi... Allora, un'altra cosa importante che volevo dirvi è che Nova Network è in continua evoluzione. Ci sono tanti altri format che stanno arrivando, che ovviamente non vi dirò ora, perché sarà volta per volta. Stanno arrivando dei nuovi format, molta gente si sta avvicinando a questa famiglia, a questo progetto, a questa bella, spero, iniziativa che appunto Nova Network sta arrivando anche il sito dove potete rimanere collegati con noi 24 ore su 24, ascoltare tutta la musica che volete. Vi voglio ricordare che siamo anche su Spotify, dove potete seguire tutte le colonne sonore che il sottoscritto e anche Valentina e nei nostri programmi usiamo,
dove potete ovviamente seguire le nostre playlist che puntualmente io poi pubblico volta per volta sulle nostre pagine. Seguite Nova Network, settimana prossima ci sarà qualche altro ospite che non vi dirò mai chi è. Io vi ringrazio, da parte dello zio Pipi è tutto, mi raccomando, ci vediamo ovunque voi vogliate. Ciao ragazzi! Conduzione, campagne marketing e pubblicità mirata per la tua azienda. Soluzioni web, spot, audio e video. Format radio, TV e web personalizzati per ogni esigenza di vendita e altri servizi di comunicazione. www.fpbproduction.it. Cercaci su tutti i social network. FPB Production. Per la propria azienda c'è chi spende e chi si espande. Chocolat, pasticceria e gelateria artigianale. Chocolat, con i suoi panettoni, colombe, tette della monaca e strepitosi semifreddi. Chocolat è anche buffet da sport. Chocolat, in via Principessa Yolanda 6 a San Michele Salentino. 327 3652 170. Seguici sui social network. Chocolat, il gusto che ti avvolge. Fioridea, musica per i tuoi occhi